Ecco, Dio benedica e la provvidenza provveda. Assessore, si inaugura oggi Cambiare, una mostra che racconta in 4 tappe, 4 percorsi, la bellezza del poter cambiare. Sì, un'occasione importante per tutta la comunità regionale e non solo, per riscoprire ancora una volta i tesori di Leggio, per ringraziare il Comitato San Floriano e per dire che il titolo di questa mostra quest'anno è davvero avvincente, ci ricorda come cambiare sia utile per migliorarci, ma soprattutto ci ricorda come nel cambiamento vi siano alcune cose che non devono mai mutare e tra queste la bellezza di Illeggio, la bellezza dei valori che insegna il curatore di questa mostra, che è Don Alessio Geretti, al quale va il ringraziamento dell'amministrazione regionale. Quale valore ha per la regione intera avere un gioiello come questo, tutto da scoprire nella montagna friulana? Un inestimabile valore artistico, culturale, di attrattività turistica e soprattutto in un contesto come quello di Leggio, che è appunto una piccola perla incastonata nelle nostre montagne, sconosciuta ai più, se non per questo meraviglioso trampolino di lancio che ha saputo negli anni essere conferma, essere scoperta di tesori, di inedite opere d'arte e che oggi ancora una volta apre le porte a tutti gli amanti del bello.